Valentina, vigilia di Natale con emozioni uniche. Sì, noi anche a Natale cerchiamo di scoprire un pezzetto in più della nostra Sicilia, ma soprattutto di portare con noi tutti i nostri amici. A tal proposito voglio farvi vedere una cosa. E sono appena arrivata in un luogo bellissimo della mia Sicilia. Sono ad Agira, in provincia di Enna, e non appena arrivata in questo borgo, che tra l'altro vanta una storia antichissima, ho raggiunto il suo punto più alto. Infatti sono ai piedi del castello, dove in questo momento si sta lavorando per preparare una scena, la più importante del presepe vivente che si terrà stanotte, quella della Natività. Eh sì, perché qui ogni anno, il 24 dicembre, il borgo apre le porte alla magia del Natale. Nel cuore della Sicilia, Agira si trasforma in una Betlemme a cielo aperto. Tutto si svolge nella sua parte più antica, con le sue strade strette, le luci soffuse, i profumi e i suoni di un tempo lontano. Il presepe vivente è un viaggio nella storia e nella tradizione. Troviamo figuranti in costume, antichi mestieri e scene di vita quotidiana. Il momento più emozionante, quello che vede Maria e Giuseppe avanzare tra la folla e poi, accompagnati dai pastori, giungere fino ai piedi del castello. Dopo tante fatiche, la comunità si stringe in un unico abbraccio.